Telespettatori, ciao a tutti e benvenuti nella rubrica dei video messaggi d'amore. Questa sera, amici, siamo veramente contenti di avere come ospiti nella rubrica dei video messaggi d'amore, indovinate chi? Il padre e la madre di Lillo e Giuseppe, cari amici. Lillo e Giuseppe, i ragazzi che ormai si può dire sono clienti assidui di Strano Amore Siciliano, ma ve li presento subito. Lei è? Bartolomeo. Bartolomeo. Ed è il papà di... Sì, di Lillo. Di Lillo e Giuseppe. E Giuseppe. E lei invece? La mamma di Giuseppe e Lillo, Giovanna grazie. Va bene, ditemi, come mai volete fare questa registrazione qui a Strano Amore Siciliano? Perché volete mandare un videomessaggio d'amore? Sì. A chi? A mia figlia. Lei c'ha anche una figlia? No, Sì, La figlia di suo marito? Sì. E dove abita? a Barese. Varese. A Varese. A Barese, sì. E quanti anni c'ha? 46. È sposata? Sì. E come si chiama? Giovanna Bascio. Giovanna. Mhm. E volete mandare un videomessaggio d'amore a Giovanna? Va bene, allora intanto facciamo questo videomessaggio. Lì c'è la telecamera, mandate il vostro videomessaggio d'amore a vostra figlia. Giovanna, ti voglio bene, tu sei la vita mia, anche mia Ine, a tutte le mie nipote, a tutte, a mie figlie Giuseppe e Lillo, e mia noi Veronica. Ti voglio bene a tutti. Lo faccia lei adesso? Voglio fare un messaggio d'amore a mia figlia che si trova a Varese, alle mie nipote, a mio genero e tutti. E ai miei figli Lillo e Giuseppe e a mia nora. Bene amici, come vedete una famiglia che si vuole veramente bene, ma soprattutto unita, perché il papà, Mascio Bartolomeo, si chiama Mascio Bartolomeo, giusto? Bartolomeo. Mascio Bartolomeo, giustamente dopo tanti anni di sacrifici, 32 anni. 32 anni siamo sposati. 33 anni di matrimonio, 32 anni. 32. Dopo 32 anni di matrimonio è finalmente riuscito a, diciamo, a completare la sua famiglia con questi suoi figli che vuole tantissimo bene. Mi dica, Mascio Bartolomeo, ma mi hanno detto che lei sa raccontare delle storie particolari? Qualche pezzettino, diciamo, la storia di Giuliano. La storia di Giuliano? Sì. Va bene, ce la racconta per i telespettatori di Strano Amore Siciliano? Sì. E Natali e Tore Giuliano pensava alla famiglia lui mischino, guardava Monte Lebro di lontano perché pensava all'altra bella festa la doveva passare alla fretta. Torino tutti i giorni partevo con la bicicletta a comprare un chilo di frumento per sfamare la famiglia, non ci avevano riuscito mai a tornare a casa, tutte le volte non contavano le carabinieri, anche questa volta, 2 volte, 20 volte ce l'hanno sequestrato il frumento a Giuliano mischino, e se stavolta ci togni la morte, a come leva la pante lì diritta così dicendo, senti se più forti, e patti con i rendi zitti, stavolta era armato Giuliano con una pistola portata di mano. Tu rincontri ancora dei carabinieri e lo stesso carabinieri lo giorno avanti ci fecero posare lo frumento anche quasi volevano arrestare, ma tu quando ci metti le terre per più incatenare mischino non si può te frenare e disi un poco di entrare lo cuore, poi con svertizza comincia a sparare e uno di corpo mori, l'avevo troppo perito gravemente e Giuliano scappava lestamente, ma mentre tu spara contro Giuliano spara contro gioventù. Possiamo continuare aspettiamo un po', vuole un bicchiere d'acqua? No. Aspettiamo un po' e poi continuiamo? Tranquillo. Tu rincontri un tuo paesano, ci conta l'ho fatto che aveva successo. Ma mi dica una cosa, ma Turiddu chi è? Giuliano, bandito della Sicilia, era un mafioso della Sicilia che tenia tutta la Sicilia, diciamo,
tutta l'impieta, rubava ai ricchi Per dare ai poveri. per dare ai poveri. Non mi ricordo più. Vabbè, non si preoccupi, comunque bravo, complimenti. Bene amici, avete visto qua Mastro Bartolomeo? Avete visto Mastro Bartolomeo che sa benissimo raccontare le storie antiche della Sicilia. Naturalmente, come avete visto e avete notato, la somiglianza incredibile con i figli, Lillo soprattutto e Giuseppe. E niente, complimenti ancora per Mastro Bartolomeo. Quanti anni c'ha Mastro Bartolomeo? 67, 67 anni. sì, il 1° settembre. Che lavoro faceva? Muratore, Ha sempre fatto il muratore? sempre, di 10 anni. Da piccolo? Sì. La casa se l'è costruita lei stesso? Da solo con mia moglie mi portava la cucina e gli muoveva. Addirittura, Sì, complimenti da anche solo. lui. Ha passato una vita di sacrifici, Da giustamente. solo, la sera ci inculintava mano e dopo faceva altri 2 ore. Lei è proprio originario di Campobello di Mazara? Sì, È nato qui e vive qui? sì, a Campobello. Mi compravo questo terreno, mi fece questa cosa, abbia i sacrifici. E Pinastura, ora che diciamo un palco, non posso fare niente. E il segreto della casa è bolletta ammanonata, e bolletta passata dentro una china. Posso mandare un messaggio? Sì, vuole dedicare un videomessaggio d'amore a suo marito? Subito. Bartolomeo, ti voglio bene, sei stata la vita mia. Siamo 32 anni che siamo sposati, ma il mio cuore è sempre da te. E basta. Bravo. Lei lo vuole dedicare un videomessaggio d'amore a sua moglie? Giovanna, amore mio, ti amo a metro quadrato. Allora, ora, diciamo, in onore dei telespettatori di Strano Amore Siciliano, ve lo potete dare un bello bacio? Che bisogna. Vergogna. Bravi, vergogna. bravi, bravi. Non si fanno queste cose, quando eravamo piccolini magari. Ma Bravi. ora che sei. Non si fanno queste cose, è vergogna. Vi la faccio No, ma è bello darsi il bacio d'amore anche per via televisiva. Fa piacere anche ai telespettatori. La voglio bene, la stimo a metro quadrato. Mi fa scaldare e poi... Cosa è scritto? Travagliavo ogni giardino che c'era un mago. Sì. Mi misimo a girare qua a scrivania con tutti quelli che attoppati, tutto un corpo, femmine, mascoli, eravamo a che decina, anche lo mago pure quello che ha attoppato, Lo mago. sai? Mentre sentiva scruscio della mera ho detto, tutto un corpo mi arriva un timpolone, destra, piglia e mi canzio, e dopo che non replicava, così, santi, Dio, piglia e mi canzio. Come mi canzio, mi arriva un timpolone più forte. Sempre in destra. Ma lo scuro com'è che faceva a Billo? Piglia, e mi canzio, mi metto sopra le gambe delle femmine, no? Piglia mi arriva un timpolone ancora, ma sempre all'oscuro, con la toppato che io come che faceva sempre Sì. dentro. Mi arriva un timpolone E sono 4 praticamente. e so 4. Piglia, cerco di staccare per i femmine, pigliava la porta non la potevi aprire. E perché? Da c'era la magia, chi lui era mago, Ho capito. Abbiamo sento, la coppola non ha potuto vecchio, scomparire. Piglia, me ne vai da fuori, piglia. Dopo 10 minuti per niente, dice, ma perché ti messo? Ci si pensava di menare legnate. Dopo un altro giorno, lo sabato, che non ne pagava, ne stavamo iendo, tutto un corpo che sta che era normale, e la testa ci è diventata tanta. Secondo me, non aveva pagato, quindi ne voleva pigliare la serana. Ci si mette con e andava tu carpentiere. Piglia, a me mi portato a fare, mi veniva a bere. A chi ci si poteva bere, pigliava un cantone che si pesa almeno 70-80 kg a buttire. Piglia, mentre arriva suo compare, suo comare, di Romago, piglia lo calma, chi lo portava in arestia, dopo 5 minuti piglia e ritorna al re normale. Bartolino, che si dice? Si dice, Antonio voleva esaminare la legnata, dice ma quando ma? Niente, dice non era io, era Venere. Ho capito. Dopo un giorno, mentre zippiava il muro, piglia, aveva una figliazzita su Venere, tutto un corpo dalla sarestia, piglia e porta questo Venere attoppato.
Dice questo Cristiano, e ci metto un mozzicone in italiano, mi era sulla scala, e si che razza ha detto che hai. Piglia, e mi aveva attappato la mamma, per mozzicare mille, piglia ci mise una perota. Noi parliamo sempre di questo spirito. Ci mise una peracciata, piglia e sedì. Si inizia a stare dopo 5 minuti, piglia e ritorna al re. Dice che c'è, guarda, ma ci si mantura, ci si mi sta manturicando, ma quando mai? Dice, ma quando ti sei operato ti ricordi? Dice, sì. E pezzo di cornuto. Bene amici, abbiamo conosciuto, come abbiamo detto, abbiamo conosciuto Mastro Bartolomeo e la signora Giovanna. E, bene, un bel applauso lo facciamo per Mastro Bartolomeo e la signora Giovanna. Bravo. Bene, adesso i telespettatori di Stranamore Siciliano vi conoscono. Ok? Ciao da Alberto, ciao da Mastro Bartolomeo. Oh yeah!